Eder. Mech. Pallister. Capisci? L'elefante nello studio a Rete 4. Ieri al Circus Luti Barnum di quarto grado abbiamo assistito al numero eccezionale dell'elefante nella stanza. Questa volta però era nello studio TV. Da 3 anni aleggiava il non detto su un fatto di sangue gravissimo, un delitto violento fatto passare invece per suicidio. Tutte le tessere ricomponevano il puzzle riportando alla mente la vivida immagine terrificante di una donna mite e gentile, vittima e indifesa di una aggressione brutale. Tutti riuscivamo a vedere una Lily fragile e smarrita, preda del primo dei colpi, uno schiaffo, 2 e poi di una furia sempre più bestiale, sbattuta per terra, percossa ed infine afferrata in una presa mortale fino a soffocare, a spegnersi con l'orrore dipinto nei suoi occhi buoni. Avvertivamo l'aura luciferina diffondersi nello studio, assistevamo ad una farsa cinica e vigliacca contrapposta ad un disperato grido di dolore, alla protesta accorata ma sempre composta, dignitosa e risoluta della banda degli onesti. Intuivamo, comprendevamo, sapevamo, ma ancora nessuno aveva avuto il coraggio di parlare. Nella ridda delirante di giustificazioni scivolose, di mistificazioni eclatanti, di omissioni colpevoli, di bugie clamorose, nessuno aveva ancora osato accendere la luce, laddove la banda dei disonesti in maniera arrogante e spudorata continuava ad avallare una posizione ormai indifendibile, finché finalmente ieri sera è arrivato il blockbuster, l'acchiappafantasmi. Lo scopritore dell'elefante nelle sembianze dell'avvocato Nicodemo Gentile che carico di giusto risentimento e colmo di ira funesta ha martellato, smascherato ed infine sconfitto i portatori dell'elefante, sconfessando tesi assurde e paradossali, richiamando dati, elementi certi, dati giudizialmente accertati, sostenuto dalla logica più elementare. Ha acceso la luce rendendo visibile a tutti quell'elefante che aleggiava da 3 anni nello studio di Rete 4, ha persino ridicolizzato quei personaggi equivoci che si erano esposti in difese complici, ridicolizzandosi da soli. Dell'elefante l'avvocato Gentile ha pure la stazza, la forza e l'impeto di indignazione, e di fronte al monumentale le accuse che ha sollevato. I disonesti brothers sono rimasti schiacciati sotto la mole delle loro menzogne. Possiamo finalmente aspettarci che presto l'elefante si afflosci definitivamente come un pallone sgonfiato e che vada a fare compagnia agli altri palloni gonfiati che lo hanno tenuto in vita, ma non a tutti. Perché qualcuno di loro si troverà in un luogo molto ameno e riservato, lontano dalla luce delle telecamere e dal comfort delle spa, ristretto in uno spazio 2x3 potrà riflettere molto a lungo sui propri misfatti, ma soprattutto su come una ostinata fama di popolarità ed un ottuso narcisismo, alla fine, ti possano fottere. Capisci? Ebbene, ed è la tua scoperta sullo scooter ha del pazzesco. Ma ti dirò di più per validarla e far comprendere a chi ci segue come si relaziona con Lily e con quanto accadrà solo dopo le 8:50 del giorno di scomparsa. Ma tengo a sottolineare che vogliamo rispetto per le tue ricerche, tue ipotesi investigative cui collaboriamo. Vogliamo che sia apprezzato il nostro grande lavoro di ricerca della verità. Ciò che dirò rischia di diventare una bomba, perché permette di capire alcune dinamiche e di dare risposte importanti utili alla soluzione del caso. Siete pronti? Ed permettimi di esporre tutto. Partiamo. Allora sta emergendo che la persona sullo scooter sia un soggetto mandato al controllo e rintraccio di Liliana. Ciò perché, come prospettato da Ederessa, compie troppi giri e movimenti attorno alla persona di Lily. Quel giorno quasi a monitorare il suo andamento. Lily era diretta solo il litigio con Sebastiano del giorno prima e della notte stessa, avendolo lasciato, anzi, tempo, verso una direzione ben precisa. Ma una volta monitorata nella sua marcia, ciò sarà riferito dal soggetto dello scooter. No, di facile capire il seguito che si allaccia a quanto abbiamo già detto nel pregresso video, in cui entra in scena l'auto ed i terzi che la intercettano e fanno salire a bordo.
Ripetiamo che Lilly conosceva i soggetti e sale solo per questo, sebbene controvoglia con il seguiti del litigio e dell'aggressione che porterà alle lesività ed alla morte asfittica per soffocamento indotto. Oggi quindi abbiamo una relazione tra lo scooter e l'auto e tra Lilly ed i terzi conoscenti. L'evidenza è forte ormai, in parte conclusiva. Oggi per la prima volta possiamo affermare un netto collegamento tra lo scooter e Lilly e l'auto che la preleva. Tutto ciò risponde ad un dato che non avevamo ad oggi, ovvero come ha saputo chi era nell'auto, dove fosse Lilly e dove andasse. Non risultava nulla nei telefoni. Chi incarica il soggetto dello scooter lo fa vocalmente tempo prima e sempre tale terzo lo riferisce di persona al suo mandante senza telefono. Avete capite adesso? Dopo si mette in moto l'auto che successivamente intercetta Lilly e la carica a bordo. Lì conosceva il conducente e si fida e solo per questo ci sale. Ciò che segue è un discorso intimo ed appartato alla vista in qualche zona del boschetto. E come abbiamo già detto prima, noi dentro quel veicolo, avverrà l'aggressione con le lesività, poi divenute mortali ai danni di Lilly ed il successivo suo occultamento momentaneo. Siamo sempre più vicini alla verità. Ebbene, vi lascio con un commento fatto ad un tuo video da parte di un follower, molto significativo. Si dice che in una puntata di Quarto Grado venne mandato in onda un servizio in cui si fece vedere la vicinanza di Sebastiano ed auto propria vicino al boschetto. Ed in quel vedere Sebastiano si preoccupò tantissimo. Il suo volto venne inquadrato più volte. Ora non colpevolizziamo, perché sta alla procura farlo. Noi portiamo ipotesi e offriamo spunti e liste investigativi che però portano ad una direzione con un cerchio che si stringe. Voi che ne pensate? Aiutateci con i vostri commenti e le vostre considerazioni. A presto. Con Teder ci vediamo a Rozzano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.